Conferenza stampa della CNA nella sede della Camera di Commercio di Agrigento, alla presenza del segretario generale Sergio Silvestrini, dei massimi vertici provinciali Piero Giglione, Mimmo Randisi, Giuseppe Montalbano, al fine di presentare l'assemblea elettiva quadriennale in programma domani presso il Dioscuri di San Leone. Si discuterà su tradizione e innovazione, una nuova sfida per lo sviluppo del territorio. Noi abbiamo lanciato questa campagna assembleare con una parola, uno slogan d'ordine: cambiamo. Il cambiamento è ormai nelle cose, il mondo è cambiato, viaggia a una velocità straordinaria e non sempre ci si riesce a stare dietro, a interpretarlo, a mutare il corso degli eventi. Insomma, la crisi economica che parzialmente abbiamo alle spalle ha lasciato insomma, nel deserto tanti feriti, qualche morto, tanti morti purtroppo, e adesso c'è l'idea che noi vogliamo proprio consolidare, di metterci a disposizione delle imprese. Una nuova CNA per le nuove imprese che dovranno concorrere nei mercati locali, nei mercati nazionali e nei mercati internazionali. Non è retorica, è esattamente quello che intenderemo fare. Abbiamo la presenza del segretario nazionale che vuole sempre partecipare e crede veramente nella nostra terra, nel nostro territorio, ma anche alla nostra associazione, perché negli ultimi anni ha avuto una crescita importante e che vogliamo continuare nei prossimi 4 anni. C'è la ricandidatura del presidente uscente Domenico Randisi, che ha fatto bene attraverso un gruppo dirigente che in questi 4 anni si è distinta per l'interesse, per l'impegno, ma anche per il sacrificio di trascurare le cose personali, anche la propria impresa, e mettendola a disposizione alla CNA. La mattinata già alle 9 inizieremo con l'assemblea pubblica in cui sono state invitate tutte le forze istituzionali, politiche, anche religiose all'iniziativa, e abbiamo istituito il primo premio sulla legalità riferito al giudice Livatino, che sarà consegnato all'arciprete di Raffanale Livatino, che è il suo postulatore per il riconoscimento della beatificazione. Ci sarà anche una parte dedicata alle istituzioni politiche, si metteranno a confronto con gli imprenditori, ci saranno gli interventi degli imprenditori un po' che rappresentano tutte le categorie della provincia, ma alla fine ci sarà anche la consegna degli imprenditori che si sono distinti nel nostro territorio. Premieremo il più giovane imprenditore iscritto alla CNA, ma anche gli imprenditori che continuano, pur essendo iscritti da tanto tempo alla CNA, continuano ad esercitare la propria attività nelle proprie aziende e danno ancora un contributo alla nostra organizzazione. 4 anni sono passati, un grande lavoro è stato fatto in questi 4 anni per mettere appunto la macchina organizzativa del CNA, tante cose sono state fatte, tanti punti sono stati toccati, un momento comunque sicuramente in un momento abbastanza difficile per l'economia e per le imprese. C'è da dire che nell'ultimo periodo alcuni segni migliorativi ci sono, se non ultimo i dati del PIL usciti proprio ieri, che danno un miglioramento dei dati, ma c'è da fare tanto altro. Noi siamo pronti anche per questi nuovi 4 anni che ci saranno. Domani lanceremo anche un messaggio alla politica, alla classe dirigente. Il messaggio è quello che le imprese possono fare tanto, le imprese possono essere motore di sviluppo per il territorio, le imprese vogliono essere motore di sviluppo per il territorio, ma è chiaro che la classe dirigente e la politica deve non tanto indicarci una strada che dobbiamo sceglierla assieme, ma fare in modo che questa strada poi sia agevole, sia percorribile, non sia irta di ostacoli.